Nonostante siamo già a Pasqua, il tempo in realtà forse non è sincronizzato, almeno dalle nostre parti in Sicilia eravamo già abituati a Pasqua ad avere una primavera avanzata, anzi forse già il primo caldo che ci permetteva di fare delle puntatine in spiaggia. Quest'anno invece abbiamo avuto forse un po' più di acqua, ne saranno magari contenti gli agricoltori e un po' anche tutti noi, perché gli invasi sono pieni e ci garantiranno anche per l'estate, insomma, la giusta fornitura idrica. Beh, giusta si fa per dire, dovrebbe essere un'acqua corrente che in realtà non abbiamo, almeno in tantissime zone. Ci accontentiamo di una volta alla settimana e i nostri recipienti faranno il loro dovere di poter avere la giusta riserva. Dicevamo, la settimana di Pasqua è il momento sicuramente più importante dal punto di vista religioso, non meno anche dal punto di vista di quelle che sono le tradizioni popolari per quanto riguarda le rappresentazioni sacre che nei vari centri della nostra provincia si svolgono, e anche un po' dal punto di vista gastronomico e culinario, perché a Pasqua, ma comunque nelle feste sempre in generale, insomma, noi siamo propensi a sederci a tavola nell'orario canonico e alzarci non si sa fin quando tutto non termina. Bene, dopo questo preambolo vi ringrazio ancora di essere presenti con noi anche in questo periodo particolare dell'anno. Ci seguite sul digitale terrestre, l'LCN 92, in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e naturalmente anche in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, dove oltre agli orari canonici della nostra trasmissione c'è anche una finestra dedicata dove sono caricate le puntate che voi potete vedere e rivedere, insomma, e magari approfondire qualche argomento che ritenete più importante. Anche questa sera parleremo di argomenti importanti, vi faremo conoscere delle piccole e grandi realtà del nostro territorio, vi daremo informazioni anche su alcune cose specifiche del comune di Agrigento. Insomma, trascorreremo la canonica ora di Target, spero con argomenti che possono destare la vostra attenzione. Passo allora a presentarvi gli ospiti della puntata di oggi. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra. Lei è Antonella Monreale, è una regista e anche la direttrice o la presidente dell'associazione teatrale Arcobaleno di Favara. Continuiamo con Giuseppe Pendolino, lui è il sindaco della ridente cittadina di Aragona, che con Pasqua, insomma, ha un legame particolare. Continuiamo con Francesca Sciabbica di Generali Italia Agrigento. Con lei parleremo di un importante progetto che Generali Italia sta portando avanti soprattutto nelle scuole. E poi Nello Amel, assessore al comune di Agrigento. Allora, sindaco, dicevo bene, Aragona ha un bel legame con la Pasqua, sia dal punto di vista della tradizione religiosa che anche gastronomica e culinaria. La Pasqua è una delle feste importanti paesane, ecco, una per tutti i riti, diciamo, religiosi che si fanno a partire, ecco, dal martedì santo, che si inizia con le 7 parole, e quindi voglio dire tutti questi canti religiosi che sono bellissimi, veramente emozionanti da ascoltare. Poi il mercoledì che c'è, diciamo, la visita delle chiese, il giovedì che c'è la preparazione di tutto il venerdì santo, quindi si scende, diciamo, Gesù dalla croce, si prepara, poi il venerdì santo, ecco, dove che iniziano tutti i riti religiosi, se c'è la processione con Gesù con la croce che sale verso il Calvario, dietro c'è la Madonna. Poi alle 12, ecco, viene salito Gesù sulla croce, poi c'è tutta la celebrazione religiosa, e poi fino alla sera
alle 8 diciamo, c'è la veglia di tutti i fedeli. Ma se mi permetti, insomma, quello che più caratterizza Aragona è la giornata di Pasqua, no? Sì, con sì, queste sì, due, sì, sì. Due figure imponenti di San Pietro e San Paolo. Sì, sì. Poi c'è la giornata di Pasqua che è il cosiddetto chiamato incontro, che ecco, ci sono queste due statue, diciamo, San Pietro e San Paolo, che girano per la piazza. Poi c'è, ecco, San Pietro che vede Gesù, quindi poi torna indietro, lo va a riferire a San Paolo che non ci crede, poi torna, va a verificare questa rappresentazione questa di ricerca, di stupore di ricerca, di e di festa poi all'ultimo, no? E di festa poi, ecco, sì, con l'incontro con l'incontro che c'è la Madonna, ecco, con un mantello nero che poi diciamo si tira il mantello nero, escono fuori queste colombe bianche ed esce il mantello azzurro della Madonna, e quindi le campane che suonano a festa. E dicevo però non è ecco, da meno anche la tradizione gastronomica. Sì, ad Aragona c'è una tradizione, bomba che voi presentate. Una tradizione gastronomica che si protrae da secoli, diciamo. La leggenda dice che mentre il principe Naselli si trasferiva al palazzo, diciamo che alle massaie, ecco, gli siano caduti tutti gli ingredienti, e quindi hanno mescolato tutte queste cose ed è uscito fuori il tagano. Diciamo che è una bomba perché, ecco, il tagano è formato... Una bomba anche nel senso buono, certo. Sì, una bomba nel senso che, ecco, è un piatto calorico. Un piatto forte, ecco, un piatto forte, un piatto particolarmente calorico, perché è fatto da rigatoni, tuma fresca, formaggio, uova con zafferano, cannella, chiodi di garofano. Sì, ma non è che parliamo così di un po' di pasta con diciamo che in un chilo di 30-40 uova. In un chilo di pasta ci vanno circa 40 uova e circa un chilo e mezzo tra formaggio e tuma fresca. Insomma, fresca, per chi non lo avesse mai assaggiato, buono, ecco. ve lo raccomando, per l'Aragona fa la sagra del tagano, però poi soprattutto il sabato prima di Pasqua uno passeggia per Aragona, c'è il profumo di tutti i forni, sia diciamo quelli ufficiali che a casa, che emanano questi forti profumi. Assessore Amel, anche Agrigento insomma non è da meno per le tradizioni pasquali, c'è diciamo le cose classiche e canoniche con la mezza messa, ecco, quello che si dice prima della preparazione, la visita a Gesù morto, la processione, insomma. Un momento particolare per la città, come lo state affrontando dal punto di vista amministrativo e organizzativo? Ma noi stiamo cercando di dare il supporto possibile nei limiti di quella che è sempre la disponibilità dei comuni. Abbiamo cercato di tenere perfettamente in ordine tutto il tragitto dove passerà la processione, soprattutto nelle viuzze del centro storico, alcune le abbiamo anche riparate. Credo che questa cerimonia, questa festa sia quella emblematica, diciamo, della religiosità degli agrigentini. Le due confraternite ormai sono secolari e riescono a far partecipare centinaia di persone, diciamo, nei preparativi e durante la processione. E poi c'è il culmine proprio della processione che poi scende in via Atenea con i canti canonici, tra cui Assi versate lacrime, che è quello, diciamo, proprio più emozionante. E a proposito di questo, la nostra emittente vi proporrà in diretta alcuni momenti importanti della Pasqua ad Agrigento, come la messa crismale, oppure il venerdì santo con l'omelia del cardinale, insomma tutto quello che non riuscirete a vedere, magari le persone ammalate o quelle che non ce la fanno, stando a casa possono seguire direttamente nel nostro canale digitale, il 92 di Televideo Agrigento, quella che sarà la Pasqua ad Agrigento. Però all'inizio sembrava che potesse essere guastata sta Pasqua, Assessore. Ci sono le discariche chiuse, c'era un problema di raccolta, credo soprattutto per
per l'umido, no? C'è un problema a Belpasso, com'è la situazione? Sì, continua a sussistere questa situazione, stiamo cercando di affrontarla nel modo migliore per creare i minori disagi alla popolazione. È paradossale, assurdo, surreale che dopo tutti i sacrifici che hanno fatto gli agrigentini, che con grande dedizione e diligenza ci hanno consentito di raggiungere il 72% di percentuale di differenziata, che è la percentuale più alta tra i capoluoghi di provincia. E in poco tempo in questo, Sicilia, sì, nell'arco di un anno. E adesso ci troviamo in una situazione di grande difficoltà perché la Regione non riesce a garantirci dove andare a portare il prodotto, diciamo, raccolto. Non ci riferiamo alla plastica, al cartone, ai metalli, al vetro, che hanno dei canali, diciamo, diversi e che non hanno problemi di smaltimento e anzi ci fruttano un controvalore che è abbastanza consistente. Ci riferiamo alle due frazioni, quella indifferenziata e l'umido in particolare, che adesso diventa sempre più difficile da gestire con il caldo che interviene. Bene, tienimi in serbo come state provvedendo a organizzarvi per diciamo, cercare di avere il minor disagio possibile. Conosciamo anche Antonella Monreale, in realtà i telespettatori più attenti di TVA lo conoscono perché in diverse occasioni è stata presente nella nostra trasmissione. In questo caso prosegue questo cammino, questo amore per Luigi Pirandello che ti porta proprio a riproporre Pirandello in alcuni dei suoi territori. Stavolta abbiamo qualcosa di diverso. Io lavoro ad Aragona da tantissimi anni, senza neanche accorgere, senza sapere, tutte e due che stavamo facendo lo stesso giorno la stessa cosa, è nata questa nuova, diciamo, avventura che abbiamo chiamato Pirandello nella terra di Pirandello. Spiego subito che cosa è successo. Praticamente, scusate la voce, ma vengo da una... No, i nostri microfoni riusciranno a renderla più gradevole, non ti preoccupare. Giorno 24 di aprile noi avevamo deciso di portare a Favara per la prima volta, dopo che aveva fatto un giro bello lungo, la nostra rappresentazione sulla moglie, diciamo, pazza di Pirandello, 1, 2, 3 rindocchi di follia. Dopo averla portato in giro per quasi anche in Italia, fuori dalla Sicilia, anche a Roma, e avevamo deciso il giorno 24 di aprile di farla conoscere anche a Favara. Finalmente avevamo preso questa decisione come compagnia teatrale. Se non che ci accorgiamo che proprio quel giorno lì, il 24 di aprile, ad Aragona arriva Sofia Pirandello che presenta un suo libro. Quindi avete fatto questo gemellaggio? E allora abbiamo deciso di fare, l'ho chiamata perché io sono così, no? Quando le cose ci voglio proprio arrivare io personalmente, l'ho chiamata, ci siamo sentite con Sofia, una ragazza molto dolce, schiva, ha solo 25 anni, quindi sa tutte le vicissitudini magari della sua famiglia e del suo celebre bisnonno, no? Luigi. E quindi abbiamo deciso di accomunare tutti e due questi fatti, questi due eventi, e facendone alla fine uno da solo, che abbiamo detto che abbiamo chiamato Pirandella nella terra di Pirandella. Ci parlerai e ci dirai che cosa si tratta, come si articolerà questa interessante manifestazione. E conosciamo anche Francesca Sciabica delle Generali di Agrigento, una delle assicurazioni più importanti in Italia sicuramente, insomma il nome di Generali è sempre vivo nei nostri ricordi. Credo che c'è ancora il leone, cosa c'è? Il leone, quello di Venezia, insomma anche il simbolo lo ricordo. Non parleremo di quelle che sono diciamo, le agenzie spicciole dell'assicurazione, no? Ma parleremo di un progetto particolare che ha destato la nostra curiosità. Già dal nome si chiama Bull Dictionary. Ho detto bene? Bull Dictionary. Bull Dictionary, è scritto Bull Dictionary. Ho detto, sì, allora, sì. Bull sarebbe bullismo. Bullismo.
Dictionary per dizionario. Dictionary è il primo dizionario online, sì. È il primo dizionario online che è fatto per i ragazzi e con i ragazzi, è composto dalle parole che i ragazzi in tutta Italia stanno suggerendo e continuano a suggerire, perché è sempre aperto e disponibile il portale di Bullictionary, per far conoscere al mondo degli adulti, a chi non conosce bene questo tipo di linguaggio, il linguaggio dei bulli, quello che utilizzano in rete, il linguaggio che non è comprensibile a tutti. A volte delle parole sfuggono, delle parole sembrano più leggere o più pesanti di quello che sono realmente. In rete, che dove scorre tutto molto molto velocemente, non si dà il giusto peso alle parole, che poi invece nella vita reale contano. Abbiamo mille esempi ed episodi di bullismo in rete sui nostri ragazzi. Diciamo che è un'iniziativa importante, insomma, che ci spinge a dire bravo all'assicurazione, perché è un progetto sociale, ecco. Assolutamente sì, è un progetto di Generalitalia che ha unito le proprie forze e la propria volontà con i Informatici Senza Frontiere Onlus, e anche una squadra di psicologi sarà presente su tutto il territorio nazionale, e noi come Agenzia di Agrigento, Agenzia Generale di Agrigento, stiamo abbracciando questo progetto e lo stiamo portando in un importante istituto agrigentino, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, e siamo in collaborazione con la dirigente, e faremo degli incontri, precisamente il prossimo sarà il 7 maggio, ci sarà questo incontro con Informatici Senza Frontiere Onlus, gli psicologi, i ragazzi e le famiglie. Bene, ci parlerai di come articolerai questo incontro, che cosa si prefigge, qual è lo scopo e magari quello che potrebbe essere il prosieguo per questo importante settore, soprattutto nelle scuole. Il bullismo veramente sta diventando una piaga. Ritorniamo a Nello Hamel. Allora, dicevamo la difficoltà non tanto degli agrigentini a fare la differenziata o comunque a essere dei bravi cittadini nel settore della spazzatura, non tanto il comune come amministrazione, perché ha delle disfunzioni, ma tutto parte dall'alto. Assessore Hamel. Sì, noi riteniamo che Agrigento stia dando un esempio di civismo molto interessante, perché la gente differenzia bene. Noi abbiamo per esempio la plastica, io sono andato a vedere nella piattaforma di conferimento il quantitativo di materiale, diciamo, improprio che veniva conferito era bassissimo. Uno dei più bassi d'Italia, diciamo, è quasi pura la plastica che andiamo a conferire. Quindi i cittadini tolgono la carta delle bottiglie dove c'è la carta e cercano di non mettere materiali inquinanti. E così per gli altri prodotti. Noi siamo riusciti nell'arco di un anno a realizzare economie sull'appalto e con i ricavi che abbiamo fatto con la differenziata di circa 2,5 milioni di euro, ai quali tra l'altro vanno aggiunti dei soldi che abbiamo recuperato attraverso la lotta all'evasione, che è collegata con la differenziata, che in qualche modo, diciamo, costringe le persone a autodenunciarsi, hanno fruttato un'altra bella cifra. Ebbene, questo guadagno si poteva spalmare in modo consistente sulle bollette dei cittadini, riducendo quello che i cittadini sborsano. Sì, ed è questo il primo obiettivo, perché vanno bene tutte le cose che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, che è una cosa nobilissima a cui tutti dobbiamo, per la quale tutti dobbiamo lavorare, certo, perché è un segno di grande civiltà. Un risparmio in tasca, insomma, non guasta. Crea il futuro per le nuove generazioni, diciamo, un futuro pulito. Ma il risparmio è un segnale forte, diciamo, che incentiva. Certo. Ebbene, noi il 70% di quello che abbiamo risparmiato lo abbiamo buttato poi lungo le strade per portare i rifiuti che prima conferivamo a 11 km di distanza a Siculiana, adesso li portiamo a 250 km di distanza per fare la prima lavorazione, e poi dopo la prima lavorazione ritornano di nuovo a Siculiana, dove non c'è il macchinario che fa la biostabilizzazione, per essere depositati. Quindi praticamente quelli che erano prima 11 km per andare a depositare rifiuti sono diventati circa 400-450 km, con costi abnormi. Lo stesso discorso riguarda la frazione umida, che è consistente, diciamo quasi il 40% della raccolta, che prima veniva conferita a Ioppolo
vicinissimo, adesso viene conferita a Belpasso, sempre in provincia di Catania. Quando funziona, perché ogni tanto si blocca. Adesso da un giorno all'altro ci dicono il centro di compostaggio è chiuso per manutenzione, senza sapere quando riapre. Ci avevano detto da pochi giorni, ma intanto non si riapre. Questo crea difficoltà abnormi, difficilissime da gestire. Tutti i sindaci che hanno questo canale, diciamo, di conferimento, ma anche gli altri, perché poi è una catena che non appena si inceppa un anello, diciamo, tutti gli altri rimangono, diciamo, coinvolti in questa vicenda. Abbiamo subito la prova del 9, Sindaco Pendolino, quello che dice l'assessore Hammer lo riscontri anche nella tua città, sì? La Ragona è nella stessissima situazione, anche perché abbiamo, voglio dire, gli stessi, diciamo, tragitti. Ecco, anche noi l'indifferenziato lo portiamo a Bellolampo e quindi portiamo al centro di trasferenza di Lercara, che poi viene caricato in Degrossi-Tirre, quindi va a Bellolampo, da Bellolampo viene trattato e poi per ritornare a Siculiano. Diciamo che fa delle belle passeggiate. Il guadagno ce lo mangiamo per strada. Ma chiaro, cioè, voglio dire, questo fa sì che, ecco, poi demotiva i cittadini, perché come diceva giustamente Amelli, il cittadino dopo i sacrifici che fa, perché è un sacrificio anche, voglio dire, era più semplice mettere tutto dentro e buttare via, invece oggi cerca, e devo dire anche Aragona, ecco, è una cittadina che risponde bene, siamo al 65%, ma come centro cittadino siamo al 72-73%, abbiamo il problema dell'area industriale, ecco, che comunque stiamo cercando di risolvere, dando la disponibilità di cassoni alle aziende che lavorano, diciamo, l'agroalimentare, per cercare di mantenere, ecco, alta la media della differenziata, però poi, voglio dire, il lavoro viene vanificato, ma non è soltanto un discorso di vanificare il lavoro, è un discorso che, tra altre cose, la Regione ci obbliga ogni anno di fare i cosiddetti piani economici e finanziari della Tari, su cui poi vengono distribuite le bollette e ripartiti i costi, però quando poi succedono queste cose che quindi lievitano i costi, anche i piani finanziari, diciamo che non sono più rispondenti, certo, al reale costo. Ritorniamo ad Ammel, dicevamo in questi giorni, anche voi come Comune di Agrigento, io l'ho vissuto direttamente come Comune di Favara, la mia sindaca ha fatto un'ordinanza dove dice non conferite l'umido dal 18 al 24 perché non possiamo raccoglierlo e smaltirlo. Sì, noi facciamo i salti mortali perché cerchiamo di sopperire in qualche modo e con uno sforzo di fantasia particolare, no? Riuscire a trovare qualche soluzione. Con quello che mangiamo a Pasqua e a Pasquetta. La volta passata, perché già 15-20 giorni fa si è verificato lo stesso fenomeno, siamo riusciti a trovare una soluzione che ci è costata parecchio e non abbiamo sospeso, diciamo, la raccolta dell'umido, l'abbiamo solo spostata di qualche giorno. Questa settimana siamo riusciti a non bloccare il conferimento dell'umido il lunedì, oggi abbiamo dovuto sospendere la raccolta dell'umido, dovremo riprendere sabato, ma sabato non sappiamo che novità ci sono, se riaprono i centri. Si capisce bene che un po' poi il cittadino è un po' disorientato. Sì, noi stiamo contattando delle discariche dei centri di compostaggio in Calabria, perché alla fine, dico, il problema è quello di non creare questo disagio pesante, perché tenere l'umido in casa per più giorni è molto complicato e quindi possibilmente saremo costretti a trasferire i rifiuti fuori dalla Sicilia. Io avevo pensato una cosa, non so se può darsi che sia una sciocchezza, per 2 giorni facciamo finta che sia tutto indifferenziato e lo portiamo in discarica, insomma, dai. Abbassa forse un po' una percentuale dell'indice di differenziato, però evita che magari i cittadini possano creare delle discariche abusive, buttare in mezzo alle strade provinciali, e sappiamo che ce ne sono tante delle montagne di rifiuti. Questa è una soluzione possibile, diciamo, che comporta 2 conseguenze pesanti. Una è un aggravio di costi, perché la biostabilizzazione, cioè il processo di asciugamento diventa più complesso e più lungo e ce lo fanno pagare di più.
L'altro è che incide fortemente sulla differenziata. Una settimana di sospensione della raccolta dell'umido e di diciamo, commistione dell'umido con l'indifferenziato per noi significa 110 punti di differenziato. Quindi dico, è una cosa, alla fine dico, non è che sia un grossissimo problema, però perché è limitato nel tempo. Teniamo conto che l'anno scorso noi abbiamo iniziato tardi e quindi la nostra percentuale, pur se alta durante i mesi in cui poi si è arrivato al 100% della città servita alla differenziata, che è arrivata al 70%, ma la percentuale annua è arrivata al 62% e questo non ci ha consentito di accedere al bonus che veniva dato per chi raggiungeva il 65% nel corso dell'anno, e significavano per noi 800.000, 1 milione di euro, diciamo, soldi che hanno preso altri comuni. Più tardi, Assessore, mi devi dire comunque come si devono comportare i cittadini di Agrigento per Pasqua e Pasquetta, insomma, che sono 2 giorni un po' particolari. Vediamo che cosa avete un po' escogitato sicuramente. Ritorniamo al teatro, ritorniamo a Pirandello. Antonella, per fare un po' un passo indietro e magari per chi non lo sa, dire che cosa sono questi 3 rintocchi di follia. Allora, 1, 2, 3 rintocchi di follia è un atto unico che ho scritto 2 anni fa per il 150esimo della nascita di Pirandello. L'abbiamo portato per la prima volta qua ad Agrigento, allo Spazio Terminus, dove sono stati fatti i festeggiamenti per la nascita di Pirandello. Non mi sembra che sia Pirandello proprio il protagonista principale. La protagonista principale è la moglie, è la pazzia della moglie di Pirandello, e quindi diciamo che vediamo un Pirandello diverso, non un Pirandello tipo giacca da camera e ciabatte, nel senso quello che lui viveva, quello che lui ha vissuto nella sua casa fino a che è stato con la moglie. Ma è una ricerca che tu hai fatto? C'è un testo allora, già pronto? No. O hai attinto a che cosa? Allora, ecco. Ti spiego subito. Io quando sono stata chiamata la prima volta per fare questo tipo, mi avevano chiesto se per la nascita di Pirandello avevo qualcosa di pronto su Pirandello, quindi pensavano che io avessi pronto qualche commedia scritta da Pirandello. E siccome io purtroppo per una cosa mia, no? Non che non mi fido assolutamente, ma mi piace scrivere le cose da me, ho detto sì, ce l'ho, ho detto immediatamente di sì, ma non avevo scritto nulla. Questo è un fatto che è successo, che lo racconto come se fosse veramente qualcosa di mio, per questo fatto io amo veramente Pirandello per quello che mi ha fatto. Il regalo l'ha fatto poi alla fine lui a me, perché ho detto sì, ce l'ho immediatamente, dice il 28 deve essere pronto. Vabbè, non vi preoccupate. Quindi mi sono messa proprio, dico, ma che cosa devo fare ora? Però mi è venuto in mente che la ragazza che, diciamo, l'attrice mia aveva protagonista in quasi tutte le mie commedie, che si chiama Laura Pambeo, una volta mi aveva detto che voleva fare qualcosa di eclatante, non la solita parte di una commedia già vista, insomma. Già viste. Allora, non so perché mi è venuta questa idea. Mi sono messa davanti al computer e ho detto inizio a fare qualcosa. Poi quando io sono stanca mi metto a fare pulizia, cosa strana, e mi sono messa nel mio, diciamo, ripostiglio a buttare le scarpe che avevo in più per allargare un pochettino la mente. Stanchissima, chiedo a mio marito di mettere tutte le cose nei sacchi neri per darmi una mano d'aiuto, se non che lui mi dice guarda c'è pure un libro in mezzo alle scarpe, devo buttarlo? Dico, un libro in mezzo alle scarpe è strano, no? Quindi vado a vedere questo libro, un libro di Luigi Pirandello, che io vi assicuro, mi dovete credere veramente, non avevo mai comprato. Come si trova in un... Ancora non lo sappiamo. È un punto interrogativo. E quindi questa cosa un attimino mi ha fatto capire che dovevo fare qualcosa di grande. Quindi mi sono rimessa a lavorare, ho cercato un pochettino qualche cosa e ho trovato il discorso della moglie. Nessuno ne parlava, o meglio ci sono tante cose, dei riferimenti, certo. Però proprio qualche cosa sulla moglie proprio di Pirandello, su Antonietta, nulla. Mi sono messa a scrivere. Vedevo che le mie mani scrivevano veramente senza che mi rendevo conto di quello che stessi per scrivere. Mi sono ritrovata un copione davanti a me dopo qualche ora, che io stessa continuo a dire chi è che me l'ha fatto scrivere, che è stato. Ma te l'avrà detto zio Luigi magari. Metti lui come lo chiamo io.
E quindi la protagonista è la moglie di Luigi Pirandello, Antonietta Portolano, che soffriva di crisi psichiche. Allora, vabbè, è nata, nasce, vabbè, ce l'aveva latente sicuramente, perché conoscendo ora la sua vita, cioè qualcosa che non andava c'era, anche il discorso del padre, no? E lei è nata e la mamma è morta, solo perché il papà non ha voluto che un medico la visitasse. Ha detto la frase, meglio un prete che un medico, perché lei è morta di parto. Quindi questa è vissuta con il papà e i due fratelli in una situazione. Poi qualcuno gli porta questo matrimonio, vabbè, qualcuno è discorso che loro avevano, ora facciamo discorso le miniere, e quindi hanno fatto questo matrimonio di convenienza, che poi non era riuscito più un matrimonio di convenienza, perché i due erano fortemente innamorati, e lo vediamo dalle lettere che loro si mandano. Poi quando lei va a Roma a vivere con lui, in un mondo, vivendo qua al caos, vivendo qua da Agrigento, completamente diverso, e vede tutte queste donne che girano attorno al marito, incomincia qualcosa già a scaturire in lei. Poi c'è il discorso quando si allaga la famosa miniera, dove lei aveva investito tutti i suoi averi, e quindi lei pensava di mantenere i Pirandello accanto a sé, perché lui andava, diciamo, a fare i soldi lo avrebbero, i soldi, a tenerselo un attimino. Quando invece arriva questo telegramma, cioè tutte le sue certezze cadono assieme a lei, e da lì inizia questo percorso. Quindi tu racconti questa follia. E questo, sì, non riconosce neanche più la figlia, e tutte le donne che lo segue, gli dà i soldi contati nel portafoglio, in modo che così se a lui viene qualche firticchio in giro, cioè ha solo i soldi per prendere il tram. Non si riconosce pure in delle foto, insomma io racconto tutto questo. Ma la cosa ha avuto un bel percorso, insomma, per chi non lo sa, è stata rappresentata più volte a Roma. Sì, a Roma, cioè, diciamo che a Roma ormai è di casa Antonietta, così come la storia. Perché poi e adesso in accordo con il sindaco Pendolino avete fatto questo gemellaggio che, oltre a portare in scena a Favara 1, 2, 3 ritocchi di follia, la sera del 24, nel pomeriggio che cosa succede, sindaco? Nel pomeriggio viene la pronipote di Luigi Pirandello, Sofia Pirandello, a presentare il suo primo libro. Ecco, sì, ma dobbiamo dire perché ad Aragona, ecco, che è stato il gancio, che cosa è successo, che vi ha portati a organizzare questo evento? Ecco. Allora, quello che ci ha portato ad organizzare questo evento è il fatto che tutte queste storie, anche voglio dire il fatto della pazzia della moglie di Luigi Pirandello, scaturiscono e si verificano tutte ad Aragona, perché le miniere sia degli Ortolano che dei Pirandello erano proprio le miniere di Montagna Mindeni, nello specifico la cosiddetta miniera Tacciacaggi Pirandello. Infatti voglio dire, i Pirandello hanno vissuto ad Aragona, il papà Stefano, poi anche Luigi Pirandello con la moglie hanno vissuto ad Aragona, avevano gli uffici ad Aragona e hanno lavorato tantissimo ad Aragona. Ecco, le cose andavano bene, andavano a gonfie vele, quella che gestiva era proprio la moglie di Luigi Pirandello, come diceva Antonietta. Poi è successo, la disgrazia che queste miniere si sono allagate e quindi hanno perso tutto. Dalla perdita del proprio impero, ecco, scaturisce poi quella che è la pazzia della moglie di Luigi Pirandello. Quindi, con Pirandello, ecco, ma anche perché molti dei capolavori di Pirandello nascono ad Aragona, cioè la Scopre la Luna. Infatti noi in Piazza Matrice abbiamo fatto un monumento proprio che c'è il cosiddetto Caruso che esce dalla miniera, certo. E vede, ecco, un legame un legame, ecco, particolare. Allora, quando mi hanno telefonato, che mi hanno detto che Sofia Pirandello presentava il suo primo libro a Palermo, ho detto che approfittiamone, dico, e la portiamo anche ad Aragona, perché ecco, è un momento importante per la nostra cittadina. Poi, tramite un'amica comune lì a Cipolla, mi chiama e mi dice: senti, c'è Antonella
Morreale, sì, che ci conoscevamo, giusto? Che ci conoscevamo da tempo in diverse occasioni. Dice, Antonella, sai che a Favara sta facendo proprio lo stesso giorno, dice, possiamo cercare di conciliare gli orari in maniera tale quale che migliore si occasione, finisce allora? la presentazione del libro e venite a vedere. Ma il discorso, sai cos'è? Che è quello che mi fa proprio pensare che c'è qualcosa. Io mai dico che lui mi voglia bene, no? Dicevo il discorso che il regalo, anziché farglielo io, me l'ha fatto lui quando c'è stata il 150esimo. Perché quando noi siamo andati a Roma a presentarlo a Roma la prima volta, quindi il 15 di dicembre di 2 anni fa, sempre per un discorso che quando i discorsi nascono così, ho conosciuto qua ad Agrigento una ragazza che era stata invitata in una manifestazione sempre per il 150esimo, Arianna Fioravante, una ragazza simpaticissima. L'ho contattata così perché mi faceva proprio piacere parlare con lei, perché parlava di Pirandello e cose. E le migliori cose vengono così per caso a volte. Ho detto, guarda, dico, sai che vengo a Roma, che dobbiamo presentarla a Roma. Mi faccio, scusami, quale migliore occasione per farti conoscere pure una persona? Dico, e chi mi vorresti far conoscere, no? Pierluigi Pirandello. Dico, perché tu lo conosci? Un grandissimo amico mio. Quando arrivate che io lo porto. Da lì è nato pure il discorso poi della Camera dei Deputati, che abbiamo fatto il cortometraggio, l'abbiamo portato. Insomma, una ciliegia tira l'altra e questi rindocchi di follia sono lucidi adesso. Ma il discorso è che quando eravamo seduti accanto, ho dimenticato di portare qualche foto con Pierluigi, mi stringeva forte la mano e piangeva. Io dico, ma che sta succedendo? Praticamente lui mi raccontava che tutto quello che io ho fatto vedere, che io ho immaginato, perché non è che io potevo mai sapere quello che veramente... Che secondo te poteva essere, in realtà? In realtà lui mi dice... Che era quella? Che era quella, perché il papà glielo raccontava. Cioè il papà Fausto gli raccontava quello che avevano vissuto loro, cioè, come figli in quella casa. E diceva, com'è che hai fatto a sapere questi particolari? Ho detto, non lo so come lo... Cioè, che gli ha detto zio Luigi? Qualcuno me l'avrà detto. Mi raccomando, questo è un appuntamento importante sia ad Aragona che a Favara, e poi magari entreremo nel particolare di quello che succederà nella presentazione del libro. Ritorniamo a Francesca Sciabica, perché mi ha un po' intrigato questo discorso del bullismo, anche perché purtroppo quotidianamente praticamente se ne parla, e quindi questo senso civico di Generale Italia insomma, credo che debba essere anche pubblicizzato. Come dite voi, Agrigento sarà coinvolta direttamente. Sì, Agrigento sarà coinvolta direttamente, perché questo progetto è nato per le volontà di Generale Italia. Noi ci stiamo facendo portavoce come Agenzia Generale di Agrigento, ci stiamo facendo portavoce per spiegare alle famiglie che non bisogna stare attenti semplicemente all'uso del PC, all'uso di internet, ma bisogna iniziare a sentire, bisogna iniziare a parlare lo stesso linguaggio dei nostri figli. Io per prima ho 2 bambini, una di 10 e uno di 7 anni, e parlare il loro stesso linguaggio oggi mi fa sentire più sicura, mi fa sentire preparata. Sono giovane, uso internet tutti i giorni, ma c'è un contatto molto più diretto. Le parole che usavamo noi da ragazzini erano parole scritte, trovavamo il bigliettino sul banco, c'era la scritta sui muri del bagno della scuola, e si bisbigliava all'orecchio. Adesso no, adesso corrono, le parole corrono velocissime sui siti, sui social, e corrono talmente veloci che nessuno di noi riesce a capire veramente da dove partono e dove arrivano, e per questo abbiamo bisogno di aiuto. Certo, che cosa succederà il giorno 7 allora? Il 7 maggio saremo presenti con questo evento, appunto, Bullictionary, presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, dove la dirigente, la dottoressa Gangarossa, ci metterà a disposizione la sala, l'aula magna. Ci saranno informatici senza frontiere Onlus e degli psicologi che spiegheranno appunto il progetto di Bullictionary, spiegheranno che cos'è il Bullictionary, diranno ai ragazzi e alle famiglie che possono contribuire attivamente con delle parole che secondo loro fanno parte del linguaggio comune dei bulli, e spiegheranno come fare ad accorgersi se un ragazzo è una fascia delicata, quella dai 10 ai 14 anni. Noi inviteremo dei ragazzini proprio dai 10 ai 14 anni a partecipare all'evento, e spiegheranno come fare a capire se i ragazzi subiscono
oppure sono dei veri bulli. Io da mamma non vorrei essere né la mamma di un ragazzino che subisce bullismo, ma non vorrei essere mai mamma di un bullo. Certo. E dunque dobbiamo essere attenti veramente. Sarà un bell'incontro, sarà un incontro di formazione e di informazione, sarà un incontro nel quale le famiglie avranno la possibilità di dialogare direttamente con Informatici Senza Frontiere e avranno la possibilità in momenti distinti da quelli dei ragazzi, perché poi a un certo punto i ragazzi usciranno dall'aula magna, quindi parleremo perché il rapporto con i genitori deve essere diverso sicuramente. Esatto, avremo la possibilità di interfacciarci direttamente con loro, di parlare con il cuore a mano, con le carte scoperte e di capire da dove dobbiamo partire e soprattutto dove i nostri ragazzi possono arrivare. Ma questo dizionario, ecco, chiamiamolo così, poi può essere fruibile normalmente anche da altri, lo metterete in rete, lo condividerete, che cosa potrebbe nascerne, ecco, se c'è un prosieguo. È già nato, il ecco. Bully Dictionary è già nato, è già in rete, è in continua implementazione perché si attendono appunto le parole di questi ragazzi. Noi distribuiremo dei moduli. In aggiornamento? Sì, allora, sì, assolutamente sì, si aggiorna continuamente perché ogni gruppo di ragazzi, ogni realtà, ogni città, ogni paese, ogni scuola può avere parole, dei metodi un po' diversi. Esatto, certo. dei metodi diversi di linguaggio, di diffusione di questo linguaggio, delle abitudini diverse, le comitive, i gruppetti ci sono sempre stati, oggi si riuniscono anche sui social. Quindi conoscere per capire e anche per intervenire soprattutto. Soprattutto per intervenire, soprattutto per capire qual è lo standard di azione che dobbiamo mantenere, per capire che non basta controllare il figlio ha il tablet, sta davanti al tablet, io guardo, sì, sta chattando con l'amichetto, devo cercare di capire veramente cosa si stanno dicendo, ma non per invadere la loro privacy, lungi da noi, abbiamo il dovere però di controllarli, non li dobbiamo vegliare, li dobbiamo sorvegliare. Lo psicologo insomma però può spiegare anche di capire gli atteggiamenti, di capire come il ragazzo sta vivendo quel periodo particolare. Esatto, esattamente. E noi come Generali Agenzia di Agrigento sentiamo il dovere di essere vicini adesso a tutti i nostri clienti, ai nostri amici, alle scuole, di far sentire la nostra presenza, quindi non più solo da dietro la scrivania come facevamo nei tempi passati, adesso siamo proprio in mezzo ai nostri clienti, in mezzo ai nostri amici per aiutarli e aiutarci, perché anch'io ho tanto da imparare in merito. Se non usufruisce direttamente, ecco. Anch'io ho tanto da non solo come responsabile dell'agenzia, ma come mamma, lo dicevi esatto, prima. Proprio come mamma di due bambini che frequentano proprio l'istituto Agrigento Centro, ho voglia di capire come fare per prevenire queste storie. Una bella iniziativa, complimenti veramente, perché insomma le assicurazioni ogni tanto vengono viste con un occhio un po' brutto, no? In questo caso abbiamo fatto vedere l'impegno sociale per tutti noi. Allora, Assessore Hammel, domenica e Pasquetta che faccio? Dobbiamo tenere tutto a casa? Lei capisce che la produzione è un po' più alta rispetto al normale, no? Si mangia un po' di più e quindi questo umido lo dobbiamo smaltire. Il problema di fondo è quello che non ci sono certezze. Molta gente si lamenta del fatto che ci sono delle variazioni nei calendari. Tra l'altro ho visto che le variazioni sono in tutti i comuni che sono interessati a questa vicenda. Noi cerchiamo di mantenere al massimo quella che è la previsione del calendario. Possiamo riuscire a dare una informazione più puntuale entro domani, quando avremo alcune risposte in ordine alla possibilità di conferire. Sicuramente a partire da lunedì il problema dovrà essere risolto, in qualsiasi modo dovrà essere risolto, questo non possiamo chiedere più di questo ai nostri concittadini. Quindi noi comunicheremo domani la situazione di sabato, se si normalizzerà e quindi si farà regolarmente la raccolta secondo calendario di umido e vetro, oppure se verrà sospesa. Domani per i nostri telespettatori, perché come sapete noi andiamo in diretta il mercoledì e quindi poi ci sono le repliche, giovedì, insomma massimo venerdì si saprà tutto quello che insomma è stato programmato per evitare i disagi. In tempo utile. Poi vedremo cosa succede. Io sono arrivata alla decisione di fare delle azioni clamorose. Se lunedì non avremo una risposta e una certezza, siccome io individuo delle responsabilità precise e puntuali da parte della Regione,
che non riesce a coordinare questo problema delle discariche, che non riesce ad accelerare i processi autorizzativi per quanto riguarda i centri di compostaggio e le discariche che ci sono in corso di realizzazione nel territorio della Sicilia. Ci sono decine di imprenditori che stanno facendo questo business positivo, perché non è che i rifiuti devono essere per forza un luogo dove si vedono interessi negativi, oscuri e tutto il resto. È un investimento che può dare anche, sempre di ecomafia, può dare anche benefici alla nostra economia e creare occupazione, ed è assurdo e incomprensibile come per fare una progettazione per quanto riguarda per esempio l'impianto di compostaggio di Casteltermini ci sono voluti quasi più di un anno per fare semplicemente la gara per la progettazione, poi ci vorrà l'aggiudicazione se non ci sono ricorsi, poi ci dovrà essere la progettazione, poi ci dovrà essere la gara che per gli importi che sono importi alti, sarà probabilmente una gara europea e ci vorranno 7 mesi per poterla svolgere, poi ci dovrà essere l'aggiudicazione, poi se non ci saranno ricorsi si potrà incominciare a costruire questo benedetto impianto. Quindi siamo traguardati sui 2 anni e mezzo, ma durante questo periodo, e così sono altre decine di impianti che si trovano in questa situazione. Catanzaro mi hanno detto che manca solo un'autorizzazione che è quella della valutazione di impatto ambientale e non viene rilasciata. Io voglio capire tutte queste cose, per quale motivo il Presidente della Regione... Anche perché, scusate, ti interrompo, non è più il vecchio pensiero, la vecchia concezione della mega discarica, del vascone dove si mette tutto dentro. Cioè adesso, grazie a noi cittadini, e come diceva l'assessore prima, già abbiamo un'altissima percentuale di cartone, un'altissima percentuale di vetro, la plastica è quasi perfetta. Se noi poi regolarizziamo l'umido e l'organico, ce ne sta ben poco, insomma, dai. La frazione secco residuo dovrebbe essere una frazione che poi arriverà al 10%, all'8%, non più di tanto, perché saranno proprio le cose residuali. Per adesso molta gente ci mette anche altre cose all'interno definendolo indifferenziato, ma non si chiama indifferenziato, si chiama secco residuo, cioè le lampadine, le penne, quello che non puoi mettere gli spazzolini da denti, questi dovranno andare nel secco residuo e basta. Quindi dico, dobbiamo fare in modo, io ho detto una cosa, già gliel'ho detto e glielo notificherò in maniera, se quando c'è un'emergenza si fanno le cosiddette unità di crisi, cioè si mettono attorno a un tavolo tutti i responsabili dei vari settori per vedere come affrontare il problema in termini rapidi. Allora, che il Presidente della Regione mette insieme l'ARPA, il Dipartimento, i progettisti, l'SRR, messi tutti lì, cosa dobbiamo fare? Per concedere un'autorizzazione di carattere ambientale ci vogliono da parte dell'ARPA, faccio un esempio, non è questo un esempio concreto, 3 mesi. Allora il Presidente dice no, tu la devi rilasciare entro 8 giorni e si può fare se si tagliano tutti i tempi burocratici e in pochissimo noi possiamo riuscire ad attivare un meccanismo virtuoso che riuscirà a colmare questo gap che è pesantissimo. Certo, il cittadino capirebbe il disagio raggruppato in poco tempo, però in previsione di un fatto che poi le cose dovrebbero andare meglio, no? Faccio un esempio che potrebbe essere calzante anche se è fuori tema, cioè noi dobbiamo costruire la strada che va da Agrigento a Palermo, è normale che per un periodo di tempo subiamo un disagio, ma se poi quei lavori si bloccano il disagio diventa l'elemento principale. Ed è un esempio estremamente calzante, è proprio quello che è successo con l'Agrigento-Palermo o anche con l'Agrigento-Caltanissetta. Cioè praticamente i lavori andavano avanti, la gente ogni tanto vedeva un pezzo di autostrada realizzato e era contenta perché c'era questa bella strada. Si dimenticava dei disagi. A un certo punto si blocca, c'è 8 semafori e si vive una situazione proprio di disastro generale, un disagio terribile, problemi che sembrano appesantire fortemente quella che è la convivenza civile all'interno di una comunità. Dicevi una protesta, che vuoi fare? Ti vuoi incatenare? Che vuoi fare, Assessore? No? Allora io potrei fare disobbedienza civile, che cosa? Io potrei fare lo sciopero della fame, e tra l'altro mi gioverebbe pure. Ti aiuto pure io, dai. Mi gioverebbe pure. Ci possiamo mettere tutti insieme, ma dico, farò qualcosa di clamoroso, perché chiamerò
a condividere questo impegno e questa lotta tutti i sindaci della provincia, diciamo, dell'ambito, perché se non facciamo in questo modo non si smuove niente. Anche perché insomma il front office con i cittadini siete voi, sindaco e assessori, insomma, non è che l'impatto quello è, sì. Cioè il cittadino vuole risposte da te, non li vuole da chissà chi. Ed ha ragione, ma le risposte io le posso dare nel momento in cui ho gli strumenti per potergli dare delle risposte. Se io ho delle carenze, allora le critiche sono giustificate. Ma se le carenze non sono mie, cioè io posso farmi in 10 parti, in 10 pezzi per cercare di risolvere i problemi, così come tutti gli altri sindaci, assessori della... Certo, il disagio lo subite voi direttamente amministratori. Però la gente vuole con ragione dalle amministrazioni comunali. Giuseppe Pendolino, prepariamoci a questa protesta allora, dai. Ma senz'altro, guarda, è un problema che è diventato un problema serio che va affrontato come diceva Amel, anche perché voglio dire l'emergenza va affrontata in maniera seria, quindi la Regione deve farsi carico di questo, perché in una situazione di crisi non si possono aspettare i tempi biblici per un'autorizzazione o per dare, diciamo, una valutazione di impatto ambientale. Ma non può dire Aragona vattene a bel passo oppure vattene a bello lampo, 500 km al giorno per andare a scaricare. In questo caso, ha detto bene Amelli, deve mettere, diciamo, deve creare un tavolo tecnico in maniera tale da coinvolgere tutti gli attori e dire: signori miei, entro 15 giorni, entro 20 giorni questa autorizzazione va data, questo sito va sbloccato. Certo, questo problema deve essere risolto. Anche perché, voglio dire, è inutile, già stiamo vivendo queste difficoltà e ancora le grandi città non differenziano, ma figuriamoci se iniziano le grandi città a fare differenziata, significa sarà il disastro, sarà il blocco totale, quindi voglio dire sarà vanificato tutto il lavoro che abbiamo fatto. Bene, ritorniamo a Pirandello invece. Dicevamo che nel pomeriggio Aragona ospita Sofia, la pronipote di Luigi Pirandello, a fare cosa, Sindaco? Sofia presenterà il suo primo libro che si chiama Candido suicida, ecco, per una giovane di 25 anni già ecco, presentare un buon sangue non mente, insomma. Non è buon sangue, appunto, buon sangue non mente. Lo faremo nella cripta di Aragona, ecco, dove voglio ricordare, proprio perché vengo alla festività pasquale, nella cripta di Aragona viene conservata un pezzo della Sacra Sindone che è stata donata dai Savoia ai principi naselli di Aragona, quindi è esposta, ecco, un motivo in più, un motivo in più, no, non solo per prendere Aragona, ma anche abbiamo scelto la location proprio perché siamo in periodo pasquale, quindi ecco, facciamo coincidere il tutto, anche perché voglio dire Aragona deve tanto ai Pirandello. Dico, speriamo che ecco, questo sia anche punto di partenza per avvicinare Agrigento ad Aragona su un segmento prettamente anche turistico-culturale. Un avvicinamento che sicuramente gioverebbe un po' a tutti, no? Giocare nell'Interland con la Valle al centro, abbiamo già avuto dei riscontri positivi con la Scala dei Turchi, ci sono degli altri riscontri sulla strada degli scrittori dal punto di vista letterario, quindi diciamo che questa rete di comuni potrebbe sicuramente far bene al territorio. E dopo la presentazione del libro si sposta al Teatro Pirandello, al Teatro San Francesco, scusa, al Teatro San Francesco, dove dicevo Favara è l'altro territorio di Pirandello, anche Favara è molto presente nei lavori del premio Nobel, e poi insomma l'hai scritto tu, e quindi San Francesco con i ritocchi di follia. Il discorso è che è la prima volta che mi cimento a Favara, no? Per questo? No, vabbè, sto parlando sempre per questa opera. Per questa opera, perché è un poco diversa, no? Delle commedie favaresi che noi siamo abituati a vedere.
cioè, ne ho fatte tantissime, commedie brillanti, commedie che hanno spensierate, insomma, spensierate, che hanno suscitato grandissimo successo. Signora Marascialla ancora oggi, se la facciamo, riempie i teatri, anche se l'abbiamo fatta per tantissime volte, cioè, è sempre pieno il teatro. Quindi diciamo che è una scommessa, no? Perché dopo averla portata in giro, dopo averla fatta conoscere a un bel po' di persone, perché forse più di 4.000 persone l'hanno già vista i Rindocchi in giro, perché abbiamo toccato tantissimi paesi. Ora portarla a Favara, dico, è un'emozione grande, mi devi credere, è molto più di quando sono arrivata. Tensione? Sì, certo. ma una cosa, il discorso Vabbè, ma sarà la 20ª replica, insomma. Sì, ma è perché comunque, cioè, quando siamo arrivati a Roma l'abbiamo presentato in un pubblico sconosciuto, no? Un pubblico che non conosce. Cioè, per me non è stata un'emozione, l'emozione di arrivare a Roma, quello sicuramente sì, però come mi sento emozionata nel proprio paese, non lo so perché, mi sta veramente portando un'ansia incredibile. Vogliamo citare chi sarà sul palco? Sì, subito. Allora, Laura Pompeo, che è Antonietta Portolano, poi Giovanna Dominici. Giovanna Dominici è una ragazza che impersonerà l'anima razionale di Antonietta. È colei che farà da tramite tra la realtà e la finzione. Poi c'è Totò Costanza, che farà la parte di Pirandello, ed è proprio lui, con quel pizzetto, è preciso. quasi quasi si può anche... Poi c'è Zaira Piccone, che interpreterà la parte di Lietta, la figlia di Luigi Pirandello di Antonietta, e infine poi Selene Bosco, che è una cameriera che abita proprio, che vivrà tutto, perché bene o male gli altri entrano e escono nella loro vita, no? Ma la figura della cameriera è importantissima, perché colei che conosce un po' tutto, insomma, sì, che conosce un po' tutto quello che succede in quella casa. E poi c'è la partecipazione dell'Accademia Arte e Spettacolo delle Muse di Claudio Rizzo, perché nella commedia ho scritto pure un piccolo racconto, però, dove spiego in chiave ironica, perché non posso giustamente perdere le tradizioni o le mie tradizioni, della figura di Luigi Pirandello, però vista dai bambini. E quindi penso che sia uno spettacolo... Cioè, hai integrato, insomma, quello che è l'atto unico con altre presenze. No, che avevamo già presentato 2 anni fa al Pirandello. Bene, ridendo e scherzando e parlando di cose serie, siamo praticamente quasi arrivati alla fine della puntata. Ogni tanto gentili ospiti, mi viene un po' il pallino, no? Dico, ma in realtà abbiamo parlato di tutto, cioè voi avete detto tutto quello che magari avevate formattato in testa per condividere con i nostri telespettatori, e allora qui entra un pochettino il maestro Manzullo, assessore, e quindi, prendendo in prestito la sua celebre frase, ti potrei dire fatti una domanda e darti una risposta, cioè veramente ti do un minuto di tempo, perché forse magari io non avrò un po' inglobato nella nostra discussione tutto quello che tu e gli altri ospiti volevano dire. Ma io quello che voglio dire fondamentalmente è ai miei concittadini di avere, diciamo, sempre questa disponibilità, perché abbiamo davanti un futuro estremamente positivo per la differenziata. Tantissimi servizi partiranno tra non molto. Oggi abbiamo aperto l'isola ecologica di Piazzale La Malfa, dove si possono conferire già tutti i prodotti, oltre il tessile, i piccoli ingombranti, il RAE e tutto quanto. Arriveranno 4 spazzatrici di alta tecnologia che ci consentiranno finalmente di poter pulire le strade in maniera programmata. Una domanda che ho subito, ma il nuovo bando è già attivo, no? Ancora... Noi l'abbiamo già attivato, sì. Diciamo, sì. Ci sono ancora delle cose che si stanno perfezionando. No, perché mi ricordavo che c'erano delle spazzatrici elettriche, dei mezzi, insomma, che dovevano andare a passo con i tempi. Tutti i mezzi nuovi, diciamo, sono a metano e non sono inquinanti. Ci saranno 4 spazzatrici di alta tecnologia, con i soffioni e per consentire di fare un piano di spazzamento per tutta la città. Ogni strada saprà di essere
di essere spazzata quel tale giorno, e quindi non ci sarà più l'incertezza dello spazzamento. Ci saranno tutta una serie di servizi, gli oli esausti, tutto quello che ormai è diventato un fatto normale nelle città che hanno da tanto tempo sperimentato la differenziata. Cercheremo di costruire una città, diciamo, più pulita, molto complicato, molto difficile, e capisco che fare promesse in questo senso è molto impegnativo. Io spero di riuscire a consegnare, diciamo, alla fine del mio mandato questo testimone a chi verrà dopo, diciamo, in maniera abbastanza completo, in modo tale da continuare questo processo che si perfezionerà purtroppo almeno nell'arco di 4 anni, 5 anni. Si modificherà la mentalità, la gente interiorizzerà il meccanismo della differenziata, si potrà pensare ad altri sistemi, alle campane, ad altri tipi di raccolta non forzata come quella dei mastelli. In questo momento i mastelli sono indispensabili perché consentono di diciamo, educare antropologicamente la gente a fare la differenziata, ed è fondamentale, diciamo, che questo processo si concluda. Non scordiamo una cosa, sì, prego, che il nostro pianeta è in grande sofferenza. C'è un'isola di plastica nell'Oceano Pacifico che è 3 volte la Francia per estensione, e se andava avanti così, e se si va avanti così, diciamo, il pianeta soffocherà e noi consegneremo un disastro a chi verrà dopo. Speriamo di no. Francesca Sciabica, volevi dire qualche altra cosa? O siamo stati, diciamo, esaustivi? Abbiamo già detto tanto, diremo tanto altro ancora il 7 maggio presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Una cosa però voglio specificarla, voglio renderla nota ancora di più. Questo progetto di Generalitalia è stato fatto proprio perché abbiamo la grande voglia, la grande convinzione di diventare partner di vita delle persone, e per fare questo dobbiamo iniziare ad accompagnarle nella quotidianità. E questo progetto è un progetto importantissimo, ci farà avvicinare ancora di più a quello che è il mondo reale, a quello che vivono i nostri figli, e ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze di tutte le persone che ci sono vicine. Sindaco Giuseppe Pendolino. Utagano non la va a mangiare, è scontato, l'abbiamo detto all'inizio. Colgo l'occasione, ecco, per comunicare sia ai cittadini di Aragona che ai cittadini di Agrigento e di Favara, perché il 5 maggio ci sarà il referendum della cosiddetta rettifica confini. Finalmente, dopo più di 40 anni, si chiuderà questo annoso disagio che hanno avuto principalmente i cittadini favaresi e i cittadini di Aragona, perché abitano, diciamo, in territorio diverso da quello di appartenenza. Quindi ci sarà questo scambio a 3, dove che Aragona cederà un pezzettino della zona industriale ad Agrigento, che finalmente Agrigento entra a far parte, e dico con onore per Aragona e per Favara, perché fino adesso la zona industriale sappiamo che era solo Aragona e Favara. Subentrerà anche Agrigento, dove che Agrigento a sua volta cederà Favara Ovest, dove abitano tutti i favaresi, però il disagio perché poi anche per i servizi, per il recapito della posta e tessuto urbano della città e Favara cederà ad Aragona la contrada 4 strade, dove appunto è il territorio di Favara che ci abitano aragonesi, quindi dove ci sono un sacco di disagi, perché poi, voglio dire, in parte i servizi li eroghiamo noi, in parte li eroga Favara per una questione di vicinanza e di convenienza, quindi così andremo, diciamo, a sistemare un problema che dura da più di 40 anni. Intromettermi, Sindaco, per chiarire, anche perché me l'hanno chiesto in molti, il referendum interessa le 3 città e tutti i cittadini elettori delle 3 città di Aragona, Favara e Agrigento devono andare a votare, ci sono chiamati ad andare a votare. Trattandosi di referendum ci vuole il 50% più 1 per essere valido, però per fortuna subentra una norma particolare per questi referendum, diciamo, territoriali, che a determinare il quorum sarà la maggioranza, quindi il 50% più 1 dei cittadini che sono inseriti nei territori da scambiare. Però è giusto che tutti devono partecipare e tutti sono chiamati a dare il proprio contributo per sanare un po' queste situazioni un po' anomale, Sindaco. Sì. Ecco, voglio anche ringraziare
tutti quelli che interverranno alla presentazione del libro di Sofia Pirandello, a partire di Don Angelo Chellura, che sarà presente e che ha messo a disposizione appunto la cripta, alla Sandra Marotta che farà le letture, a Lia Cipolla che sarà la moderatrice, a Dina Virone che esporrà dei quadri all'interno pure della cripta, la Pettrice, e a Luigi Mula che è stato l'organizzatore di questa manifestazione. Ecco quello che Antonella Monreale e i suoi rintocchi di follia. I miei rintocchi sono sempre qua, sono sempre 3, non cambiano, e grazie a questi rintocchi ho conosciuto un mondo diverso dal mio. Arrivando a Roma a tante persone è piaciuto, mi hanno pubblicato pure un libro proprio su rintocchi, che proprio con questo titolo. Da lì si è aperto un mondo che mi porta ogni 15 giorni a recarmi a Roma. I miei interessi ormai sono tra Favara e Roma, essendo ora la mia compagnia da novembre, dal 5 di novembre, con sede pure oltre a Favara, oltre a Roma. Quindi diciamo che anche che io sono qua nel mio paese, c'è qualcuno per me, che è Giampiero Turco, che lavora per la compagnia, tant'è vero che il 26 di aprile ci sarà una manifestazione a Roma, di cui io sarò la regista della manifestazione. Intanto appuntamento il 24. Allora se possiamo farla vedere. Prego il cameraman se può inquadrare, questa è la locandina, si vede, tienilo fermo, sì. Esattamente Luigi Pirandello, poi tutto quello che succederà in questo giorno. Diciamo che il 24 sarà una giornata, ho scritto oggi su social, su Facebook, memorabile, e quindi non facciamoci mancare nulla. Grazie. Bene, come sapete Target chiude sempre con fare i saluti in modo particolare ai nostri ospiti, non il semplice grazie e buonasera, ma in realtà lo avete già fatto, avete espresso il pensiero, avete espresso l'augurio e l'auspicio affinché nel vostro campo di azione le cose possano sicuramente evolversi in favore di quelle che sono anche naturalmente i cittadini o gli utenti che nel vostro campo vi seguono. Questa è stata la puntata di Pasqua di Target, grazie a Antonella Monreale regista, l'appuntamento per il 24 prima ad Aragona per la presentazione del libro di Sofia Pirandello e poi 1, 2, 3 ritocchi di follia al Teatro San Francesco di Favara. Grazie al sindaco Giuseppe Pendolino di Aragona, anche sia per questo appuntamento ma per un contesto gastronomico e anche religioso che vede Aragona protagonista per la prossima Pasqua. Grazie a Francesca Sciabica, Generale Italia Agrigento, e a questo bel progetto del linguaggio del bullismo, ecco, lo dico un po' più in italiano così si capisce meglio. Sì, vediamo il 7 maggio. Grazie a Nello Amel, assessore al Comune di Agrigento, e speriamo che non ci siano disagi nella raccolta dei rifiuti per questo periodo pasquale. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua.